trasmissione dal bar come Patrizia Rossetti, avete visto? No, questo è il blocco bar, vedi Roberta, questo è il blocco bar, è tutta una cosa interna. Il blocco bar vuol dire che Riccardo, il nostro Riccardo del computer, della computer grafica, sta andando al bar a prendere i cappuccini senza schiuma, con la schiuma, e ora vedete noi abbiamo una camera, no? Quella che mi ha seguito a me, una camera fuori, lui non lo sa, gli stiamo facendo uno scherzo, ora no, adesso lo seguiranno piano piano, ecco guarda, attenzione che, guardate, ecco in onda, guarda, non correre, attento, ecco, questa è la camera, vedi? Questa è la camera 5 che va fuori. Riccardo non sa che sta per essere ripreso mentre va a prendere i cappuccini. Eccolo che sta arrivando. Eccolo! Guardalo con gli occhiali. Forse pensa a una prova, non so se sa che è in onda, non so che pensi, sai che sta andando in tutta Italia col buono posto, il buono. Lui pensa sia una prova, guarda com'è tutto, guarda il buono. Sto andando al bar a prendere il cappuccino senza schiuma. Vedi il cornetto con la crema, se c'è con gli occhiali, guarda che è. Lui non sa, guarda, passa da questa la portineria, adesso sta arrivando, ecco il bar! È arrivato al bar! Ora credo che si sia accorto, perché c'è un monitor là, no? Che fa vedere, ecco, vedi c'è il monitor là, vedi? E lui si sta guardando, se n'è accorto. Adesso non sa cosa fare, cosa dire, fa tutto il vago, guarda che prende il cappuccino, si dice... Che dici, scusa? Facciamo bere la telecamera. Bere la telecamera. Bere la telecamera? È impazzito perché è uscito fuori. È successo qualcosa a Riccardo? Pensa a una cosa tipo scherzi a parte, non so, guardalo! Che figuraccia! Ma guarda! Vedi, lui non si rende conto, vedi? Il cameraman gli sta dicendo che non è in onda e lui pensa di non essere in onda, ma è incredulo, guarda, ma starà, non starà, perché lo sa, no, guarda, no, ma vedi, guarda che faccia, a parte che vabbè ce l'ha sempre quella, però guarda un po', guardala! Lui fa i messaggi, fate sapere che è in onda in tutta Italia, sono 5 milioni di ragazzi che lo guardano, vedi? Quella è con la schiuma, sta dicendo, perché lui è esperto, e quella è senza schiuma, vedi? Senza schiuma e con la schiuma. Sì, perché lui va al bar, vedi? Guarda, ride. Perché sarà di spremuti. Guarda, adesso credo che adesso abbia capito di essere in onda, Lui ora lo sa, vedi, sta scegliendo. Queste sono le porcherie che mangia lui, vedi, perché è ingrassato, vedi? Vedi, adesso prenderà qualche porcheria, torna sempre con qualche bush, gli va per guardalo, guarda, patatine, di tutte queste porcherie che mangia, e lo zucchero, perché ovviamente, guarda, guardalo, vedi, adesso si carica. È Blue Venta, vedi, adesso se ne è accorto, no? Però non sa che fare. Dai, vai, guarda. Fammi della preparazione della spremuta, dai. No, Riccardo, non abbiamo tempo purtroppo, ora puoi tornare liberamente. Si dice? Guarda. No, dico. Quindi porta pure i tuoi cappuccini via. Ecco, siamo noi arrivati. Forse è dopo però, lo continuiamo a seguire mentre mi va, porta come intanto che lui è andato al bar io devo pensare a quello che devo pensare, non ho tempo per cantare, comunque vabbè lo faccio perché ormai si sa. Allora Roberta, sai che ti dico, canta una canzone, va bene. Canta È amore. Spegni la luce, abbassa la voce, dammi la mano e dimmi ti amo. Il nero del buio assume colore
senso di colpa del nostro pudore, questo tremore che hai, questo tremore che ho anch'io, questo tuo dirmi così, questo tuo darmi così. E amore è, amore, questo braccio è amore, ma se mi dai fiore, anche questo è amore. Il fuoco ormai spento, stammi vicino, e adesso il tuo petto sarà il mio cuscino, quando anche tu dormirai, sognando sempre noi due, quando dormendo terrai la mia tra le tue.